Domenica prossima, 12 maggio, si giocherà l'ultima giornata del campionato di terza categoria ed è la più accreditata al salto di categoria, l'Atletico Licata, che ha il vantaggio di un punto sulla diretta inseguitrice Montallegro e due sulla Eraclea. Per avere la certezza di approdare in seconda categoria, la compagine del presidente Gaetano Profumo deve necessariamente vincere sul campo del Burgio del tecnico Miceli. Chiaramente tutti gli occhi delle inseguitrici sono puntati su questo match, ma Capitan Grillo e compagni non vorranno farsi sfuggire questa ghiotta opportunità. L'ultimo turno della regular season prevede infatti questi scontri. Città di Ribera Campobello, Eraclea Minoa e Vis Ribera, Socer Palmera Montallegro, Virtus Real Monte Iopolo, Città dedicata Real Unione ed appunto Burgio Atletico Licata. La penultima giornata appena trascorsa ha registrato vittorie piene e convincenti del Battistrada e di tutte le inseguitrici ed appare abbastanza difficile che possano registrarsi ulteriori scossone all'ultima giornata. Tutto dipende dall'Atletico Licata che deve badare e solo a vincere e quindi brindare alla promozione. Per le altre Montallegro, Eraclea, Città di Ribera, male che vada, andranno a fare i playoff. Montallegro ed Eraclea, una delle due, ma si attende l'esito dell'ultima giornata, salterà il primo turno, mentre il Città di Ribera giocherà la semifinale playoff con la terza classificata. Una curiosità. Il terzo gol dell'Atletico Licata con il Socer Palmeira è stato segnato dal portiere Giuseppe Licata direttamente dalla sua porta. Il forte tiro, aiutato anche dal vento, ha trovato impreparato il guardiapali palmese che è stato incredibilmente scavalcato.